nuovo sindaco di Vicenza, Rucco, annuncia che presto firmerà un'ordinanza anticarovane che comprenderà tutto il comune di Vicenza, iniziativa rivoluzionaria per la città. Il governatore del Veneto Zaia interviene sulla polemica del censimento dei Rom. Giusto, dice Zaia, guarda anche alla tutela dei bimbi, il resto soltanto una tempesta in un bicchiere d'acqua. Profughi nella pubblicità Benetton, firmato Oliviero Toscani, e scontro tra la Lega, il fotografo e il segretario veneto del Carroccio da Re. È una pubblicità politica, benvenuto Toscani nell'arena. Tragedia questa mattina lungo la A4 dopo il casello di Portogruaro in direzione Milano, scontro tra un furgoncino e un'autocisterna, l'autista del camioncino perde la vita, autostrada chiusa per diverse ore. Ad una settimana dall'accoltellamento in via Zabarella a Padova, la polizia ha arrestato uno dei due stranieri responsabili, un tunisino. Il questore ringrazia i cittadini per la collaborazione. Dopo 15 giorni di lavori è stata riaperta in tempi record la provinciale 140 che collega Borso a Cimagrappa, interrotta dalla frana caduta a causa del maltempo. Al via la maturità per quasi 40.000 studenti veneti alla prese con la prima prova, quella di italiano, tra le tracce Bassani, De Gasperi e Moro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque quanto annunciato dal neosindaco di Vicenza Francesco Rucco, che ha detto che presto firmerà un'ordinanza anticarovane che comprenderà tutto il territorio comunale di Vicenza. Un'iniziativa rivoluzionaria per la città con un obiettivo, l'integrazione dei nomadi. Io intendo fare un'ordinanza comunale che copra tutto il territorio comunale affinché non ci siano dei microcampi abusivi. In passato è successo, le zone rosse sono troppo riduttive, dobbiamo lavorare su un provvedimento più organico e più ampio. Altro che zone rosse! Francesco Rucco si prepara a firmare un'ordinanza anticarovane che copra tutto il comune di Vicenza. Inizia la rivoluzione del nuovo sindaco che mette la questione nomadi tra le priorità del suo governo cittadino. Io sono sindaco di Vicenza e mi preoccupo del mio territorio, quindi sicuramente la cosa migliore è che queste persone capiscano che devono integrarsi, che devono trovarsi un lavoro e affittarsi un'abitazione, cioè questo è il modo in cui devono cambiare e integrarsi. Se poi non lo fanno risponderanno le autorità competenti. Il sindaco starebbe pensando di tenere per sé la delega alla sicurezza, dunque sarà lui il ministro degli interni di Vicenza e sarà il referente politico della polizia locale. La guerra al degrado inizierà dai primi di luglio, quando verranno sgomberate le zone della città occupate abusivamente. Contemporaneamente scatterà un controllo all'interno dei campi nomadi di Vicenza per verificare che sia tutto in regola. È chiaro che un controllo va fatto, ma perché lo prevede il regolamento comunale, in quanto esiste una commissione di vigilanza che verifica appunto le presenze nei campi, il rispetto delle regole, il rispetto del pagamento delle bollette, eccetera. E quindi da questo punto di vista sì, il controllo va fatto e ci impegniamo a farlo fare dalla commissione competente. La commissione di vigilanza sarà gestita dal prossimo assessore ai servizi sociali, che verrà nominato entro questa settimana. Come abbiamo anticipato, dovrebbe essere Cristina Toglio. Una delle sue priorità sarà vigilare sulle condizioni dei bambini nei campi nomadi. Esatto, che è la parte più delicata sul quale stiamo cercheremo di lavorare per l'integrazione, soprattutto perché questi bambini vadano a scuola regolarmente. In alcuni casi lo fanno, ci sono delle difficoltà, però vanno migliorate, vanno integrati. Poi chiaramente le responsabilità sono dei genitori sulle quali devono intervenire i servizi sociali. Nessuna dichiarazione di guerra insomma, ma provvedimenti che favoriscano l'integrazione dei nomadi, controlli per verificare che tutto sia a posto e che non ci siano presenze irregolari nei campi. Nel regolamento comunale è previsto l'allontanamento dai campi in alcuni casi ben specifici, uno di questi ad esempio le condanne definitive di natura penale. Chi non rispetterà queste norme verrà allontanato dal campo. E adesso le polemiche sull'iniziativa del Ministro dell'Interno Matteo Salvini di un censimento dei Rom. Sulla questione interviene anche il Presidente del Veneto Luca Zaia, che dice giusto, guarda anche alla tutela dei bambini, spesso vittime inconsapevoli. Il resto, continua Zaia, soltanto una tempesta in un bicchiere d'acqua.
A me sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il commento del presidente del Veneto sul censimento dei Rom deciso dal ministro Matteo Salvini sulle polemiche in Siena adesso, soltanto una inutile bagarre, aggiunge. Non siamo davanti a leggi razziali, a selezione etnica o altre robe che ho visto scritte che fanno rabbrividire, soprattutto per i contenuti che qualcuno ha voluto dare alle dichiarazioni di Salvini. Salvini non ha bisogno di un avvocato difensore, si arrangia da solo a difendersi. Tra considerazioni e precisazioni si deve discutere di problemi veri, cioè che riguardano la sfera sociale, dice Zaia. Però io dico, mi sono anche messo nei panni di un cittadino, sarà pur possibile capire se hanno un codice fiscale in tasca oppure no, e quindi penso che questo, al di là delle battute, vada nella direzione di capire cosa, di capire bene come sia il fenomeno, censirlo, ma soprattutto capire se sono delle situazioni di degrado e di disagio. Nel disagio e spesso nel degrado non si parla mai di chi è la vera vittima, spesso inconsapevole, i bambini, conclude. Mai nessuno parla in queste ore dei bimbi che troviamo ai semafori delle città, dei bimbi obbligati a fare l'accattonaggio, dei bimbi che magari subiscono violenze, sevizi o quant'altro. Io non voglio generalizzare perché c'è brava e cattiva gente dappertutto, però è bene che giustamente si ponga la questione, e che lo faccia il Ministro degli Interni mi sembra anche legittimo. Altra questione a tenere banco in questi giorni è la discussione sul tema dell'accoglienza dei profughi. Profughi protagonisti della campagna pubblicitaria Benetton firmata da Oliviero Toscani, e scoppia la polemica tra il fotografo e la Lega. L'immagine di un gruppo di profughi con i giubbotti salvagente a bordo di un barcone è una delle immagini scelte da Oliviero Toscani per la nuova campagna Benetton, ed è subito polemica. Contro il fotografo si scatena l'ira leghista. Il primo ad esprimersi il ministro dell'Interno Matteo Salvini con questo post su Facebook. Poi dalla base leghista l'invito a boicottare i prodotti del marchio trevigiano. Infuocata la risposta qualche ora più tardi di Toscani, ospite alla trasmissione di Radio 24 La Zanzara. Senti, io penso che Salvini non è che sia fascista, peggio, adesso lui ha ancora migliorato di più l'imbecillità del fascismo. Parole in pieno stile Toscani, ma la polemica non si ferma qui. Ci pensa infatti il segretario nazionale del Carroccio, Gian Antonio D'Arè, ospite oggi negli studi di Antenna 3 alla trasmissione La Voce del Mattino, ribadire la posizione della Lega. Questa pubblicità è una pubblicità politica, quindi quando si scende in politica benvenuto nell'arena anche a Oliviero Toscani, e adesso ce le diamo di santa ragione. È chiaro che questa è una lite politica a scopo commerciale, e allora se la lite è politica a scopo commerciale noi ci siamo. Una polemica che sta smuovendo anche l'opinione pubblica, con i cittadini divisi. Le campagne di Toscani, no, chiaramente, sono sempre state arte e provocazione contemporaneamente. Io trovo che probabilmente sia più che legittimo che la mettano, e non credo che sia una presa in giro dei migranti. Sicuramente è una campagna provocatoria. Lui è un provocatore, sicuramente smuove un qualcosa nella testa delle persone, perché ce l'abbiamo tanto con gli immigrati, però non è vedere loro la storia, il perché vengono di qua. La cronaca adesso con la tragedia che si è consumata in A4 questa mattina. L'autista di un furgoncino ha perso la vita. A meno di 24 ore dal violento incidente di martedì, poco dopo il casello di Villabona, quando un tir è piombato sulle auto ferme in coda in cui ha perso la vita un 70enne di Salzano, questa mattina si sono verificati altri 2 incidenti, di cui uno mortale. Sull'autostrada A4, nel tratto fra Latisana e Portogruaro. Erano circa le 7:30. Un 41enne di nazionalità rumena a bordo di un furgone ha tamponato una cisterna. Per lui non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo. Troppo gravi i traumi riportati. Il secondo invece è stato un tamponamento fra mezzi pesanti, uno sloveno, l'altro croato, avvenuto a causa della coda che si era formata in seguito al primo incidente. Uno degli autisti, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro e soccorso dall'elicottero di Udine.
Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche una 27enne croata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. L'autostrada 4 è stata chiusa fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Gli incidenti hanno causato molti problemi alla circolazione. Alle 9:30 infatti si registravano 9 chilometri di coda nel tratto Latisana-Portogruaro, 8 invece fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia, con code anche fra Cessalto e Latisana nella direzione opposta. Ad una settimana dall'accoltellamento in via Zabarella in pieno centro a Padova, la polizia ha arrestato uno dei 2 stranieri ritenuti responsabili di quanto accaduto. Si tratta di un tunisino in Italia senza fissa dimora. Nahali Hamdi, 33 anni, tunisino, in Italia senza fissa dimora. Dopo averne diffuso l'identità, la polizia lo ha rintracciato e arrestato accusandolo di essere l'esecutore materiale del sanguinoso accoltellamento in via Zabarella nel pomeriggio di mercoledì 13 giugno, giorno del Santo. Inseguito per mezza Italia, l'uomo è stato bloccato e sottoposto a fermo con l'accusa di concorso per tentato omicidio in Liguria. Un'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura di Padova attraverso una serie di analisi tecniche che hanno permesso di elaborare l'identikit di entrambi gli aggressori, responsabili di un fatto di sangue accaduto nei pressi di un locale pubblico e in pieno centro sotto gli occhi scioccati di molti padovani. È stato proprio grazie all'identikit diramato a tutte le polizie del nord Italia che gli agenti hanno localizzato lo straniero in fuga in Liguria e più precisamente in un kebab di Sanremo, noto ritrovo di spacciatori e clandestini. Alla vista degli agenti il tunisino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e accompagnato in questura, dove è stato riconosciuto dai poliziotti giunti da Padova. E dal questore Paolo Fassari arriva un ringraziamento anche ai cittadini. Soprattutto loro, perché per quanto la tecnologia ci aiuta poi ci vuole anche un passetto. Qui la città è molto vicina a noi, non si tira indietro, quando deve testimoniare va avanti. Restiamo a Padova, dove questa mattina è stato firmato il protocollo d'intesa che porterà la nuova questura in via Anelli e l'assegnazione al comune della caserma Prandina. Presente in città il capo della polizia, Franco Gabrielli, che ha annunciato una riorganizzazione e l'arrivo di rinforzi. Una nuova questura ma anche un nuovo livello, dato a una città che chiede da anni più sicurezza. Ad annunciare nuovi rinforzi diretti a Padova nell'ambito di una riorganizzazione complessiva a livello nazionale è il numero 1 della polizia Franco Gabrielli. Lo fa in un momento che la città attende da anni la firma del protocollo d'intesa che porterà alla realizzazione della nuova questura in via Anelli. Padova, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è una di quelle realtà che nel tempo è cresciuta, ha avuto sempre più un ruolo importante e credo che nella ridefinizione dei nostri organici, che sono fermi da oltre 30 anni, abbiano questa corretta e giusta rivisitazione. Poi quanta gente arriverà, con che tempi arriverà, questo dipenderà moltissimo dai concorsi. Al lavoro da 1 anno e mezzo il prefetto Gabrielli, che adesso presenterà il piano al ministro Salvini. Intanto si guarda il concreto e alla firma odierna presenti il direttore dell'Agenzia del Demanio, il sindaco di Padova. Creiamo i presupposti per dare ai colleghi che oggi operano in questa provincia uffici più moderni, più efficienti, più funzionali. Ovviamente la realizzazione della nuova questura avrà bisogno di qualche anno e nel frattempo avremo anche la possibilità di trovare una nuova e diversa collocazione all'ufficio immigrazione, che in senso assoluto è l'ufficio che in questi ultimi anni ha vissuto le condizioni peggiori. E proprio sull'ufficio immigrazione annuncia il suo intervento il comune di Padova. Abbiamo dato per 5-7 anni tempi che serve, a costo a carico nostro, a circa 100.000 euro all'anno, affittato 1.200 metri quadrati in Monte Paschi di Siena, vicino alla caserma attuale della polizia, la caserma in piazza sotto le torri, e questo è dare un aiuto all'ufficio immigrazione, perché sono veramente messi male. 5-7 anni i tempi previsti per la realizzazione della nuova questura, tempi che devono essere rispettati.
La politica con il ballottaggio di domenica, si preannuncia un ballottaggio ai veleni, quello previsto a San Donà di Piave. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Domenica a San Donà di Piave arriverà il ballottaggio tra veleni, annunciate querele e colpi bassi. La sfida a due tra il sindaco uscente Cereser e la dottoressa Pilla e di quelle al vetriolo. La bagarre in merito a un confronto pubblico organizzato dalle ACLI, ree di non aver segnalato alla cittadinanza la mancata adesione dell'imprenditrice, fornita invece con debito e congruo anticipo, dice la stessa. Mi aspetto una chiara presa di posizione nel segno della verità. Anche perché questa è veramente una strumentalizzazione per farmi fare brutta figura con i miei cittadini. Non ho dato la mia disponibilità, questo non è stato segnalato ai giornali e quindi oggi sembrerà che io rinunci volutamente al confronto. Lo sfidante allarga le braccia ma rilancia. Non sono io che organizzo gli incontri e i confronti tra i candidati. In questo caso ho ricevuto un invito da ACLI, come immagino sia accaduto anche nel caso di Francesca Pilla. Se loro hanno confermato quella data è perché avevano la disponibilità dei relatori, se poi sono cambiate le condizioni io non so, io so che l'appuntamento per me c'è, è fissato in agenda e quindi cercherò di onorarlo. Se ci fossero problemi per la data prevista sono comunque disponibili in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, pur di dare la possibilità ai cittadini di decidere. Il messaggio della Pilla a Cereser. Voglio dirgli che lui ha avuto 5 anni per dimostrare quanto era capace di fare, non ha mantenuto le promesse, per cui come si fa nelle imprese private, un bravo manager, se è stato bravo viene riconfermato, se non è stato bravo deve andare a casa. È quello che le invia il suo sfidante. Io le auguro di fare una buona esperienza, chiaramente all'opposizione, così che quando e se avrà voglia tra 5 anni di ripresentarsi sia pronta. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta andiamo a Borso del Grappa, dove è stata riaperta dopo 15 giorni di lavoro la provinciale 140 che era stata interrotta dalla caduta di una frana. Riapre in tempi record la provinciale 140, la strada che collega Borso a Cima Grappa, chiusa a seguito dei massi piombati sull'asfalto. 15 giorni di lavori per una spesa di 67.000 euro, di cui 25.000 finanziati dalla provincia di Treviso, 6.000 dall'Unione Montana e il resto messi dal comune di Borso. Un'arteria di importanza apicale soprattutto in questi anni in cui si rende omaggio ai caduti 100 anni fa nella Grande Guerra. Per valorizzare Cima Grappa tutti i soldi che sono stati spesi in occasione del centenario non potevano vedere la SP 140 chiusa. Qui c'è stato un grande gioco di squadra. Certo è che vista la tipologia del territorio montano assai fragile diventa necessario un monitoraggio continuo e capillare, in una parola prevenzione. Questo è uno dei grandi temi su cui la politica io auspico intervenga presto. E l'obiettivo comune che abbiamo è quello di cercare di sensibilizzare gli enti superiori per poter avere quelle risorse economiche necessarie al buon mantenimento del nostro territorio, della montagna tutta. Le problematiche purtroppo del nostro versante del Monte Grappa sono comuni al versante vicentino e a gran parte dell'Italia. Questo è un po' un punto nero. Purtroppo sì, e credo che sarà soltanto, adesso abbiamo soltanto tamponato rispetto a quello che è un problema strutturale, dovremo pensare a trovare delle risorse e spero che facendo sinergia con gli enti a più vario livello si riesca effettivamente a dare quelle risposte che, per fare in modo che tutto quanto il massiccio del Grappa abbia quella fruibilità che tutti quanti auspichiamo. Un intervento che a Borso ha visto lavorare fianco a fianco tutti i membri dell'intero Consiglio Comunale. La buona amministrazione non ha colori politici, interviene in sinergia con tutti quando c'è bisogno. Maturità 2018 al via, impegnati da oggi con il tema d'italiano 7.495 studenti trevigiani, 40.000, quasi 40.000 in Veneto. Il concetto di uguaglianza nella Costituzione, le persecuzioni razziali, le masse e la propaganda nelle tracce sottoposte agli studenti. Siamo andati fuori da alcuni licei per sentire a caldo le reazioni dei diretti interessati.
Una traccia sul rapporto fra la massa e la propaganda, come la propaganda quindi possa influenzare le masse. Non me l'aspettavo così semplice, almeno la tipologia B, che comunque è assaggio breve, di solito è abbastanza complicato, ci sono moltissime fonti, però 4 sono state veramente giuste, secondo me, con le informazioni giuste per scrivere un buon tema. È fattibile, è un normalissimo tema come tanti altri. Quella storica sì, ce l'aspettavamo su Aldo Moro, anche sulla Costituzione. Sì. Le altre un po' meno. Sinceramente mi aspettavo più o meno questo, alla fine temi su cui si poteva parlare senza troppi sì, abbastanza semplicemente. Sì. Io ho fatto il tema artistico letterario, quindi ho messo dentro arte, filosofia, un po' tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Ho scelto il socio-economico, era sulla creatività, sono contento, ho variato un attimo su temi anche di attualità, non so se... sì no, sono diciamo positivo da questo punto di vista. E bene, nel complesso bene. Io ho scelto l'ambito tecnico-scientifico, saggio breve quindi, e come tracce sì, abbastanza semplici. Domani speriamo vada bene e lunedì ci sarà la vera prova temuta da tutti. La prova di storico-politica. Quindi eri già preparato, cioè la prova che ti aspettavi più o meno? Diciamo che penso di avere un po' di cultura generale del tutto. Abbastanza fattibili, però pensavo un po' meglio a dire il vero, però comunque nel male è andata bene. I prof che ci hanno accompagnate quest'anno sono molto bravi, per cui ci hanno preparate bene. Cioè non ti aspetti gli autori che vanno a mettere, perché sono praticamente, noi non li studiamo, sono autori secondari. Però non è stato troppo difficile, dai. Bene, è stato un po' faticoso in questi giorni, è stata un po' d'ansia, però dai, una è andata, aspettiamo le altre 3. Il governatore del Veneto Luca Zaia passa i poteri alla Carinzia per la presidenza del patto transfrontaliero del GECT. Più di 6 milioni di euro per i progetti finanziati dall'Unione Europea e l'annuncio dell'ingresso dell'Istria entro un anno, con l'impegno a coinvolgere anche la Slovenia. Tra le novità della riunione odierna a Trieste del GECT Euregio Senza Confini, tra i governatori del Veneto Luca Zaia, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e della Carinzia Peter Kaiser, ha visto il passaggio di consegne ufficiali della presidenza dal Veneto all'Anta austriaco dopo ben 5 anni che in realtà dovevano essere un po' meno, ha sottolineato con una battuta Zaia. Un bilancio che ci porta a dire che sotto la mia presidenza ne viene fuori un'approvazione di 5 progetti comunitari europei, dei quali 2 come capofila, quindi il GECT è addirittura capofila. Quindi arrivano risorse e arrivano progetti per il territorio. Ne dico uno per tutto, il tema ad esempio delle piste ciclabili, della mobilità sulle 2 ruote. Mettere in rete tutte le nostre piste ciclabili, pensare alla formazione, alle infrastrutture, questo è un grande progetto. Peter Kaiser ha annunciato per novembre un incontro tra le Camere di Commercio per rafforzare la collaborazione tra gli enti. Per Fedriga quello odierno è stato un esordio. Penso che le battaglie che dobbiamo portare avanti, penso prima fra tutto quella sulla maggiore autonomia per quanto riguarda il Veneto, ovviamente lavorare e andare avanti rispetto al percorso che a seguito del referendum il Veneto con il Presidente Zaia ci sta portando avanti. Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, per difendere la nostra autonomia ed anzi magari riprenderci un po' di autonomia che ci è stata negata in questi anni. Io questo pomeriggio vado a Roma proprio per incontrare il Ministro Stefani e fare presente le criticità che sono avvenute in questi anni. Noi abbiamo meno 920 milioni all'anno. Fedriga ha confermato che la direzione del GECT rimarrà in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia, che metterà a disposizione il proprio personale e le sue competenze. Presentato infine il nuovo logo del patto transfrontaliero. Circa 600 professionisti provenienti da 45 nazioni faranno per 4 giorni di Verona la capitale mondiale della psichiatria. Veramente al centro del mondo, in quanto abbiamo organizzato un tema focalizzato sull'interfaccia fra la salute fisica e la salute mentale,
che favorisce anche la messa a punto di interventi innovativi ed integrati per lavorare contemporaneamente su questi due aspetti, che ha richiamato circa 600 professionisti di grande esperienza provenienti da 45 nazioni del mondo. Questo è un record assoluto, direi, per questa tipologia di convegni. Per 4 giorni Verona diventerà capitale internazionale della psichiatria. Il Polo Zanotto dell'Università ospiterà la conferenza scientifica dell'Associazione Europea di Medicina Psicosomatica con un fitto programma di appuntamenti. Ci interessa mettere al centro dell'attenzione quello che è un messaggio ottimistico. Si può lavorare secondo un approccio olistico che consideri la persona con il massimo livello, diciamo, tecnologico e di efficienza e aggiornamento dal punto di vista degli interventi per i problemi organici, accompagnato da una attenzione estrema a tutti gli aspetti, diciamo, psicologici legati alla salute mentale. Fin dall'inizio della riforma psichiatrica, Verona si è dimostrata una struttura all'avanguardia, congiuntamente ospedaliera e universitaria, capace di progetti di ricerca strettamente applicati alla pratica clinica di rilevanza internazionale. Ad accogliere i pazienti abbiamo una nuova struttura di outpatient service qua a Borgo Roma, che senz'altro consente una maggiore interfaccia fra le specializzazioni, diciamo, che si occupano di problemi organici, con il collegamento per quanto riguarda gli aspetti della salute mentale. Quindi non è solo una realtà, ma è anche, diciamo, un messaggio che si vuole dare alla popolazione, un investimento. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, con il Veneto ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo tuttavia con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 giugno. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio possibili locali addensamenti sulle aree montuose con qualche isolato temporale. Deciso peggioramento entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi. Massime comprese invece tra 28 e 33 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Addensamenti e piovaschi sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 19 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Al mattino deciso peggioramento invece durante le ore pomeridiane con rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' su tutti i settori, anche di moderata intensità. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.